Allora, con Luca Giarroni, allenatore del Seregno, commentiamo la sconfitta della sua squadra, una sconfitta che sembra maturata soprattutto per i dettagli. È una sconfitta che sicuramente fa male, perché penso che stasera la squadra abbia fatto una buona partita in quanto intensità, in quanto a crederci, perché comunque ci abbiamo creduto fino alla fine. Purtroppo anche questa volta, mi dispiace dirlo perché non sono avvezzo a parlare di queste cose, però anche stasera un arbitraggio secondo me non all'altezza, che è stato molto penalizzante nei confronti della nostra squadra, perché comunque nei momenti cruciali della partita delle decisioni quantomeno, anzi non, senza quantomeno, incomprensibili, hanno poi indirizzato il risultato verso la vittoria del Breganze. E questo dispiace perché comunque i ragazzi ce la mettono tutta, si stanno impegnando tantissimo da settembre, e mi piacerebbe che ci fosse un minimo, un po' più di rispetto nei confronti dei ragazzi, della società nostra, perché così effettivamente è anche un po' brutto giocare in questa maniera qua, ecco. Al di là dell'arbitraggio, però, qualche ingenuità di troppo ce la dobbiamo riconoscere, oppure è stata solo sfortuna? No, sicuramente quando prendi 6 gol ovviamente bisogna andare a vedere gli errori che abbiamo fatto, e ne abbiamo fatti di errori, perché alcuni dei loro gol sono stati frutto di alcuni movimenti difensivi sbagliati, abbiamo lasciato libero l'uomo che non doveva essere libero, per cui sicuramente errori da parte nostra ci sono stati. Però ti ripeto, mi piacerebbe giocare le partite quantomeno alla pari, ecco. Non dico che sia stata solo colpa dell'arbitro, perché ci mancherebbe anche, però una decisione qua, una decisione là, e siccome non è la prima partita in cui capita, ma ce ne sono state tante altre a partire dalla Coppa Italia fino ad arrivare a oggi, diciamo che siamo anche un po' stufi di questa cosa, ecco. Senti, Luca Tremolada in tribuna, Cirino l'abbiamo visto ancora dolorante. Quanto possono pesare queste situazioni adesso nel futuro imminente? Beh, sì, sicuramente adesso la situazione non è delle migliori. Purtroppo abbiamo Luca che si è rifatto male alla stessa caviglia che si era infortunato a Sandrigo, per cui probabilmente dovrà stare fermo qualche giorno anche lui. Adesso Matti probabilmente domani lo porteremo all'ospedale per verificare l'entità del suo infortunio. Tra l'altro stasera non avevamo neanche Giordano, che aveva degli impegni di lavoro inderogabili, per cui ovviamente prima di tutto viene il lavoro e non c'è poco da dire. Diciamo che siamo abbastanza in emergenza, però io sono dell'idea che alla fine, lavorando seriamente come stanno facendo fino adesso, comunque si riuscirà a sopperire a queste assenze. Anzi, volevo anche cogliere l'occasione per fare i complimenti a Luca Vaghi, che stasera è entrato. Ricordiamoci che è un ragazzino del 2009, bravo. È entrato con il piglio quasi da veterano e ha fatto un'ottima partita, per cui complimenti a lui, sicuramente ci verrà utile anche nelle prossime partite. Grazie. Prego.